Eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere in studio Fausto Niero, che è il vicepresidente del comitato organizzatore di Piave 2018, 66esimo raduno nazionale dei bersaglieri, che vive in questo fine settimana la 2 giorni clou, a cavallo naturalmente del fiume Piave. È un evento importante non solo perché a San Donà di Piave converranno migliaia di bersaglieri da tutta Italia, ma anche perché questo raduno è sostanzialmente, insomma emblematicamente, la conclusione delle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra. Fra l'altro è un'organizzazione che parte dal 2014 addirittura, che naturalmente ha vissuto le fasi più intense man mano che ci si avvicinava alla scadenza del 12 e 13 di maggio, e sono state coinvolte tantissime realtà del Veneto orientale, ma non solo. 14 comuni del Piave. In questi 14 comuni del Piave sono stati coinvolti 19 istituti scolastici con 39 plessi, 320 docenti, 233 classi e quasi 6.000 studenti. Il tutto per raccontare che cosa? Il tutto per raccontare la Grande Guerra e raccontare insomma l'apporto che poi hanno dato i bersaglieri nella Grande Guerra, che è stato prima sul Carso e poi sul Piave. È stata insomma la riscossa, l'ultima grande guerra risorgimentale, la riscossa insomma per la libertà d'Italia. A vedere la sua immagine uno dice, io quelli li conosco, sono i bersaglieri, ma possiamo raccontare chi sono i fanti piumati? Perché sì, così anche siete militarmente definiti. I fanti piumati, insomma, come tutti sanno, fanno parte dell'esercito italiano, sono un reparto dell'esercito italiano in particolare, uno dei più antichi perché nasciamo nel 1836 ad opera di Alessandro Ferrero della Marmora, che voleva creare a metà appunto dell'Ottocento un corpo militare che sapesse combattere in maniera diversa da come si faceva all'epoca. Quindi reparti mobili che sapessero arrivare all'obiettivo in maniera veloce, che sapessero ritirarsi in maniera veloce, tendere imboscate, e quindi insomma una novità assoluta per l'epoca. Oggi ancora mantengono queste caratteristiche i bersaglieri in un'epoca in cui la leva non è più obbligatoria, quindi sono scelte volontarie? Ma assolutamente sì, i bersaglieri fin dalla loro nascita hanno fatto della velocità la loro prerogativa, quindi è per questo anche poi che i bersaglieri vanno di corsa. Nella prima guerra mondiale a loro sono state date le famose carriole, le biciclette, che permettevano di arrivare primi. E appena sono state date le motociclette all'esercito, i primi a salire in motocicletta sono stati i bersaglieri, e poi oggi sono tutti insomma reparti corazzati. Abbiamo parlato prima delle origini, è stato la Marmora. Alessandro Ferrero della Marmora, sì. Ecco, e il primo bersagliere è quello che ha dato anche il nome al cappello che è noto come cappello piumato. I bersaglieri chiamano il cappello piumato Vaira, e viene proprio dal nome del primo bersagliere che è stato creato dalla Marmora, sì. La curiosità naturalmente è per le piume. Sono di? Le piume sono di gallo, storicamente, anticamente erano di gallo cedrone, oggi è un comune gallo che viene allevato apposta e spiumato sì, per permettere appunto la creazione dei cappelli piumati, conosciuti poi insomma in tutta Italia ma anche in tutto il mondo. Se pensiamo all'immagine dei bersaglieri, naturalmente noi abbiamo la fanfara e i bersaglieri che corrono. Questo significa che nella scelta dei militari del vostro corpo bisogna avere delle caratteristiche fisiche particolari? Ma tanto bisogna avere un gran fiato. Fin dalla nascita la Marmora stesso aveva chiesto che i bersaglieri, quindi chi doveva andare a fare il bersagliere, avesse delle particolari attitudini fisiche. Questa cosa rimane anche oggi, perché anche oggi nella richiesta di far parte del corpo di bersaglieri da parte dei ragazzi italiani, che chiaramente non sono più ragazzi di leva, appunto devono essere superate determinate questioni fisiche per permettere l'ingresso nei reparti bersaglieri. Quello che però meraviglia è quando si vedono sfilare i bersaglieri a raduni come quello di San Donà di Piave, è che ovviamente l'età passa per tutti, eppure voi continuate a correre e a suonare la tromba, ma intendo dire, c'è un allenamento costante che voi seguite finita il periodo militare. C'è da fare una distinzione tra le fanfare bersaglieri e poi i bersaglieri. Le fanfare insomma sono l'espressione massima dei bersaglieri, perché insomma si collegano i bersaglieri con la fanfara stessa. Le fanfare devono, ahimè, tenersi allenate. La fanfara di cui io insomma sono
il capo fanfara nella fanfara di San Donà per esempio, si allena costantemente, 2 prove a settimana, una musicale e una formale di corsa, proprio per tenersi allenati, perché poi dobbiamo essere noi a dare sprone e forza ai bersaglieri che, ahimè, non più giovani, vogliono in ogni caso fare la corsa finale di fronte alle tribune. So che può sorprendere, ma allora 2 allenamenti, uno diciamo musicale e uno di corsa, dove lo svolgete? Beh, troviamo dei parcheggi, troviamo degli stadi, sì. Perché insomma, una sorta di gruppo sportivo musicale. Ma assolutamente sì, insomma uno dei 10 comandamenti del Decalogo di La Marmora dice appunto ginnastica di ogni genere fino alla frenesia, per cui deve entrare insomma nella vita di tutti i bersaglieri il tenersi in forma e farsi sempre trovare pronti anche in occasione del raduno nazionale. Ecco, questo fine settimana, il sabato, a proposito di fanfare, c'è un evento che, se ho ben capito, è la prima volta che si svolge, che si chiama Military Tattoo. Sì, Military Tattoo è un evento che abbiamo portato in occasione del raduno nazionale dei bersaglieri di San Donà, non è mai stato fatto, anzi mi viene da dire che in Italia non si è mai svolto una manifestazione di questo genere, che è tipica del nord Europa. Delle bande militari, in questo caso anche delle fanfare, si contenderanno all'interno dello stadio Zanutto di San Donà in caroselli di musica e movimenti per uno spettacolo che durerà circa 3 ore, dove potranno far assaggiare a tutti le loro qualità sia musicali ma anche coreografiche. Tra l'altro all'interno mi piace sottolineare che all'interno di questo spettacolo ci sarà il saggio ginico militare a cura dell'11° Reggimento Bersaglieri, è l'unico reggimento bersaglieri rimasto al nord Italia, a distanza Orcinico Superiore, e svolgerà questo piccolo saggio ginico dove i bersaglieri dimostreranno le loro doti atletiche saltando all'interno di cerchi di fuoco piuttosto che in cavallette particolari, insomma sarà molto suggestivo. Infatti nel corso della preparazione al raduno di questo fine settimana voi avete svolto, abbiamo detto prima, tantissimi appuntamenti nelle scuole, ma ci sono stati anche appuntamenti sportivi proprio a sottolineare anche l'atleticità, insomma, che caratterizza il vostro Certo, la scorsa settimana si sono svolte le 2 attività sportive che avevamo organizzato per il raduno, quindi la marcia podistica il sabato sera e la corsa medio fondo del Piave, dove sono stati attraversati i luoghi della Grande Guerra, una gara in mountain bike organizzata appunto dalla Magica Bike, una società sportiva di San Donà. Lei ha ricordato prima come oggi ci sia solamente un reparto di bersaglieri al nord, gli altri 3 sono evidentemente nel centro-sud. Ecco, questo sorprende perché nell'immaginario collettivo noi comunque i bersaglieri li colleghiamo al Piemonte, ai Savoia. In realtà è un corpo omogeneamente diffuso sul territorio nazionale, anzi paradossalmente più centro-sud oggi, tant'è che poi il raduno dell'anno prossimo sarà a Matera, sì, allora, capitale europea della cultura, ma insomma tutti conoscono i bersaglieri, li collegano al Piemonte, ma perché siamo nati in Piemonte, i bersaglieri nascono in Piemonte. I reggimenti bersaglieri negli anni sono stati dislocati in tutta Italia e proprio anche per questo motivo i raduni bersaglieri si svolgono ogni anno in una città diversa d'Italia, quindi si cerca di dare cadenza diversa nello svolgimento, quindi un anno al centro, un anno al nord e un anno al sud. L'anno prossimo a Matera, poi nel 2020 a Roma. Ecco, nel 2020 torneremo a Roma, ma perché c'è una particolare ricorrenza, il 150° della presa di Porta Pia, e per cui a settembre 2020 saremo a Roma per il raduno nazionale. Sì. Che anche qua a proposito di agiografia, insomma, l'immagine è Porta Pia presa dai bersaglieri. Sì, sono conosciuti per la presa di Porta Pia, no, i bersaglieri. Quando è che vi si potrà applaudire nella sfilata attraverso San Donà di Piave? Domenica mattina, 13 maggio, cominceremo con la cerimonia militare che si svolgerà alle ore 9 e poi man mano ci sarà il deflusso di tutto l'ammassamento dei bersaglieri, contiamo circa 18.000 sfilanti che partiranno dalla zona di San Donà, faranno un percorso di 3.800 metri, attraverseremo il Piave 2 volte e poi andremo a sfilare il classico passo di corsa di fronte alle tribune delle autorità. Ci sono anche bersagliere donne oggi? Beh, nei reparti militari dei bersaglieri sì, certo. Assolutamente sì, perché le donne sono entrate a far parte dei reparti e quindi anche dei reparti bersaglieri. Anche delle fanfare?
Anche nelle fanfare, sì, e poi da non dimenticare che le donne insomma, fanno parte della vita del bersagliere. C'è un passaggio di una nota canzone che dice: la patria, la mamma e la bella, quindi la bella fa sicuramente parte fanno parte dei bersaglieri. Mi viene da dire anche che al giorno d'oggi senza le donne che ci danno supporto non è facile fare attività associativa. Il collegamento è facile, anche se forse è ingiusto, però insomma, quando parliamo di supporto ai bersaglieri viene anche in mente l'aspetto enogastronomico dei raduni come questo. C'è un piatto che caratterizza i bersaglieri? Ma non c'è un piatto che li caratterizza in particolare, anche perché essendo dislocati in tutta Italia, i bersaglieri poi saranno in grado di presentare tutta l'Italia anche sotto l'aspetto enogastronomico. C'è da dire in particolare che in occasione del raduno avremo il villaggio del bersagliere in Piazza Rizzo, quindi dietro al Duomo, un villaggio che è formato da una tensostruttura enorme, tricolore, che si può già vedere nei nostri canali social, dove potremo ospitare migliaia di persone per far incontrare i bersaglieri anche alla cittadinanza e a tutta la gente. Non vogliamo che il raduno sia autocelebrativo, ma vogliamo che la gente ci conosca e ci veda. Grazie allora a Fausto Niero, che è il vicepresidente del comitato organizzatore Piave 2018, 66esimo raduno nazionale dei bersaglieri, questo fine settimana a San Donà di Piave. Alcune cose le abbiamo detto, altre saranno da scoprire sul posto, soprattutto per salutare i fanti piumati amati da tutta Italia. Grazie e complimenti anche per il lavoro svolto nei mesi scorsi, oltre che per questa settimana importantissima per voi. Alla prossima!